Come sempre non è della battaglia, ma tanto chi se ne frega. Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu. Domenica prossima la più Udine giocherà. Signore all'ascolto, buonasera, prendiamo la linea dal Pallacarnera di Udine dove si è appena conclusa la partita tra l'APU e la formazione di Forlì. Non è proprio il bello quello che dovremmo commentarvi perché purtroppo non è andata per nulla bene, anzi il risultato recita alla fine è pesante per quanto riguarda la formazione friulana, perché ai noi Forlì si è imposto in casa per 73-61, dunque ha vinto di 12 punti. Soprattutto c'è da dire che nel terzo e quarto insomma Udine è andata completamente fuori giri, mentre la formazione e soprattutto la capolista ha tirato fuori gli artigli, come si dice in questi casi, e ha messo, come si dice, in bacheca la partita. Ma andiamo a vedere un po' velocemente per quanto riguarda il tabellino della partita. Dunque primo quarto 20-9 a favore della formazione friulana, 22-14 nel secondo quarto invece per i forlivesi, stessa sorte 19-14 sempre per Forlì nel terzo quarto e 23-13 nel finale. Addirittura Forlì in pochi minuti nell'ultimo quarto in meno di 5 minuti si è portata avanti con un parziale di 11-3. Le notizie però non sono positive per quanto riguarda le nostre altre due regionali impegnate oggi in questa penultima giornata della prima fase della regular season in questo girone di A2, perché Trieste è stata sconfitta in casa dalla RBR per 90-76, mentre anche Cividale cade a Bologna contro l'altra capolista, risultato Fortitudo Bologna 90, Web Cividale 77. Certo che questa doveva essere la partita più importante, era la partita di cartello, anche per portare a casa punti pesanti in chiave della Final Four di Coppa, anzi la Final 8 di Coppa Italia. Cosa dire? Dopo una bella partenza da parte della PU, negli altri restanti quarti insomma qualcosa non è andato, si è spenta la luce e come detto in apertura di cronaca la formazione forlivese ha tirato fuori gli artigli e ha fatto capire chi comanda in questo campionato, portando a casa insomma alla fine meritatamente il match per 61-73. Ora vediamo se il collega, ci muoviamo all'interno della tribuna stampa, vediamo se il collega Eddie Fabri, se riesco a rubargli 2 minuti. Allora Eddie, ti passo velocemente il microfono per il tuo telegramma in merito a questa partita. Io ho detto Forlì nella seconda parte del match ha tirato fuori gli artigli, ha detto la capolista sono io e io devo vincere questa partita, è così. Ma dal punto di vista tecnico Forlì ha trovato un Allen mostruoso dalla lunga che ha risolto praticamente la partita nei secondi 2 quarti. Udine invece il tiro dalla lunga non l'ha trovato e difatti il 7/29 è un bilancio molto magro per una squadra perimetrale come la PU, che se non trova alternative a questo tipo di soluzione va in difficoltà. No, un attimo, scusate, c'era un doppione perché è stato chiamato il collega in postazione, chiaramente sta mettendo giù l'articolo per la pagina sportiva del Piccolo. Allora riprendiamo Edison. Il 7/29 dalla lunga della PU è stato penalizzante, ma Forlì nei secondi 2 quarti ha difeso a zona molto intensamente, ordinatamente, e ha irretito quindi una squadra perimetrale come la PU che se non trova soluzioni alternative a queste conclusioni va in difficoltà e quindi
ci sono viste un paio di azioni fra Gasparro ed Elia, ma tutto qui, 1-2 sotto canestro, anche apprezzato. Forlì ha dimostrato una solidità. All'inizio pareva che fosse una squadra senza attacco, poi ha trovato le contromisure e anche con i due friulani Zilli e Pascolo in campo ha praticamente operato la quadratura del cerchio. Bene, cosa cambierà secondo te adesso per Udine? L'ultima giornata si gioca domenica, ma però in chiave Coppa Italia. Ma Udine gioca domenica a Rimini contro un avversario che ha sbancato di brutto Trieste oggi, quindi un avversario che non si presenta affatto facile. Diciamo che Fortitudo Bologna, che ha battuto Cividale oggi, e Forlì, che ha vinto qui, si sono assicurati i primi due posti che garantiscono le Final Four di Coppa Italia, dalle quali ovviamente Udine rimane esclusa. Poi comincerà la fase a orologio per la creazione di una nuova classifica in vista dei playoff. Bene, allora ti ringraziamo Edi per il tuo commento, ti lasciamo terminare l'articolo che devi mandare per il piccolo. Chiudiamo anche noi, gentili amici vicini e lontani, per quanto riguarda questa partita. Ricordo ancora il risultato finale qui al Palacarnera, dove Forlì si è imposta per 73-61 sulla formazione padrona di casa. Gli altri risultati per quanto riguarda le nostre regionali: Trieste sconfitta in casa da Rimini per 76-90, Cividale perde a Bologna contro la Fortitudo per 90-77. Dunque una giornata cestistica per quanto riguarda la Serie A2 maschile, con le nostre squadre impegnate, tutta da dimenticare, 3 sconfitte su 3 partite. Insomma, ci sarà un po' da leccarsi le ferite in settimana. Chiudiamo qui, grazie per la visione all'ascolto e vi auguriamo la più cordiale buonasera e alla prossima con gli appuntamenti sportivi su friulitv.net e friuliplaytv.net. Mandi e alla prossima. Ehi, dico a te, ma hai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.